sia ancora più importante perché riprendiamo a trovarci di persona in maniera importante dopo 2 anni complicati. 2 anni complicati della pandemia che adesso, a cui si aggiunge il terribile momento in cui viviamo e che ci ha fatto riflettere, in parte alcune riflessioni, no, al di là dei toni sempre molto accesi del collega De Carlo, alcune riflessioni rispetto agli effetti dell'intreccio fra il libero mercato e la globalizzazione, insomma, dovremmo farle. Però io credo che qui oggi dobbiamo lanciare anche qualche messaggio più territoriale per dare delle risposte concrete. E guardo la Flavia, perché una delle cose più importanti che abbiamo fatto negli ultimi 5-6 anni, lo dico portando anche il saluto di Dario Mont, che è l'attuale Presidente del Fondo di Confini, a cui io, come sapete, collaboro pienamente. Uno degli interventi più importanti è stata la riqualificazione e l'investimento sull'Istituto Agrario di Feltre, proprio insieme alla provincia, giusto Roberto? Perché lo cito? Perché dobbiamo ripartire, lo ha detto Liuzzi adesso, dobbiamo ripartire dai nostri ragazzi se vogliamo costruire una filiera importante che lega il nostro territorio, l'agricoltura, le produzioni di qualità e il turismo. E l'Istituto Agrario lancia un messaggio importante e spero, insomma, che tutta la politica e soprattutto quella regionale ci senta. Il nostro istituto deve diventare non l'Istituto Agrario della provincia di Belluno, deve diventare l'Istituto Agrario della montagna veneta, perché questo è uno dei grandi obiettivi. Dobbiamo uscire anche dai nostri recinti provinciali e dire che c'è una montagna veneta che parte da Belluno, passando per Vicenza, arriva a Verona, che merita dentro Agrimont di essere riqualificata, riveduta e insieme alla Regione fare un grande progetto di sviluppo per la montagna Veneto in cui l'Istituto Agrario di Feltre deve essere il perno per il futuro delle nostre generazioni nel campo dell'agricoltura di montagna, dell'agricoltura delle nostre foreste, del mantenimento delle foreste. Questo era il perché di quell'investimento. Ahimè, questa è la parte positiva, ahimè c'è un problema tutto italiano però, che quell'investimento l'abbiamo passato nel 2015 e Roberto, la burocrazia, amaro dirlo, ci vede ancora da mettere giù la prima pietra. Questo è un problema tutto italiano. Questo a me spaventa perché oggi siamo nei confronti di una grande stagione di disponibilità di risorse pubbliche. Abbiamo parlato della PAC, giusto? Ci sono dei fondi particolari, ci sono i fondi del PNRR. Non vorrei che il collo di bottiglia di tutte queste cose nel nostro paese sia esattamente il fatto di mettere a terra questi provvedimenti. Allora su questo la grande sfida è questa: rendere politicamente estesa le politiche sulle aree di montagna per l'agricoltura e fare in modo che ci sia veramente una filiera che, ripeto, parte da Belluno e arriva fino a Verona e tiene insieme il meglio di quello che possiamo fare in quei territori. E guardate che quel meglio è assolutamente indispensabile per fare in modo che dietro il volano dell'agricoltura ci sia il volano di tutto il resto. Perché l'agricoltura, lo hanno detto tanti che mi hanno preceduto, giusto? Guardo Chiara su tante avventure che abbiamo fatto in questi anni, l'agricoltura è un elemento fondamentale per costruire l'identità del territorio e insieme all'identità tu riesci a essere molto attrattivo rispetto a chi deve venire a visitarsi. Ormai la gente non si aspetta soltanto le montagne, che noi per fortuna ce l'abbiamo bellissime, ci aspetta anche di mettere insieme il territorio straordinario con i prodotti locali, con l'offerta turistica di qualità, con gli alberghi di qualità, eccetera, eccetera, eccetera. Allora su questo, ripeto, secondo me noi dobbiamo fare questa filiera e questo può essere, lo dico al Presidente della fiera, un pezzo anche del futuro di Agrimont. Convincere le altre 2 province a credere su questo progetto. Io personalmente, con la scusa di un fondo che fra l'altro ha il territorio che è esattamente il territorio della montagna veneta, perché lavora a Verona, Vicenza e a Belluno, oltre che a Brescia e Sondrio, ecco, iniziamo su questo a lavorarci concretamente per mettere a terra dei risultati di concretezza. Io credo che questo può essere un momento complicatissimo. Non dimentico, vengo insomma alla parte nazionale, non dimentico che oggi il governo, e qui dobbiamo dirlo fortemente, deve affrontare in maniera aggressiva il grande tema delle materie prime, del rincaro del costo dell'energia, è chiaro, ma guardate che anche qui l'intreccio fra globalizzazione e mercato assolutamente, diciamo così, mercato libero provoca oggi degli effetti speculativi su cui dobbiamo assolutamente riflettere e dobbiamo dircelo, insomma, la politica che ha il coraggio di dire pregi e difetti deve dire anche i difetti e su questo, ripeto, ieri c'è stato un Consiglio dei Ministri il cui centro c'è esattamente questo tema. Speriamo, insomma, come avete visto
ci sono dei provvedimenti, no, molto diretti come l'abbassamento del costo, ma non bastano, del costo del carburante alla pompa, ma non bastano mica. Se tu non aggredisci le considerazioni che facevo in precedenza, noi staremo sempre a rincorrere l'ultima speculazione, la dico così ci capiamo, che può essere nel campo energetico, come può essere nel campo delle derrate alimentari, come può essere nel campo dell'alimentazione dei nostri bovini. Ecco, su questo ci giochiamo un pezzo del nostro futuro, un pezzo soprattutto il ritorno del futuro dei nostri ragazzi. C'è, per fortuna, chiudo su questo, una attitudine nuova. L'agricoltura nella nostra provincia non viene vista come l'ultima ruota del carro, ma ci sono dei ragazzi che intendono in quello la vera impresa agricola, cioè costruire lì il loro futuro, il loro lavoro per loro e per le famiglie. Su questo lavoriamo, io lancio questa sfida, insomma, perché Agrimont sia la fiera dell'agricoltura della montagna veneta tutta e esca anche dai confini della nostra provincia. Grazie e comunque complimenti a tutto per il lavoro che fate, perché gli stand credo che lo dimostrino. Voglio dire come numeri, ve li do subito, do i numeri. Abbiamo 214 marche aziendali presenti, 173 che provengono da 13 regioni italiane e 41 provenienti da 11 paesi esteri. Tenuto conto della situazione dell'emergenza della pandemia, tenuto conto di tutto il resto che sta capitando in questo momento, io credo che siano dei numeri veramente incredibili, non solamente soddisfacenti, incredibili, perché siamo a livelli dell'ultima Agrimont che si è tenuta nel 2019 in presenza, perché 2 anni fa è saltata, proprio per legge non si poteva fare, e l'anno scorso l'abbiamo tenuta invece in virtuale, non in presenza. Quindi è un risultato che la dice lunga anche sulla collaborazione di tutti i vari soggetti che sono soci, in primis il sempre presente che ci dà sempre una mano, il sindaco Padrin, che è anche presidente della provincia, quindi è maggioranza relativa della società, ma anche tutte le associazioni di categoria. Stamattina abbiamo avuto un convegno interessantissimo sulla PAC e il PSL del futuro, con presente anche la Regione, ma presente tutte le associazioni di categoria che hanno partecipato all'organizzazione. Quindi una folta partecipazione, ma un forte impegno da parte di tutti, un forte impegno da parte di tutti. Un impegno anche di tutto il Consiglio di amministrazione di Longarone Fiere, che è qui presente, perché abbiamo Flavia Colle, abbiamo Dario Olivier e Chiara Bortolassi che sono qui, e Chiara, appunto, avendo anche la delega per le associazioni, ha organizzato in collaborazione con tutti gli altri il convegno di stamattina. Quindi una fiera che si presenta interessante per i numeri, ma anche per la qualità, perché è una fiera sempre collegata ai temi dell'ambiente, ai temi della formazione, l'Istituto Agrario di Feltre, anche rappresentato qui da Flavia Colle, che permettono di fare anche degli approfondimenti. Per esempio, se avete visto gli innesti, le potature, ma c'è tutta la parte che riguarda, avete visto le bestie che vengono allevate in questa provincia, la componente api, che sapete quanto importante è in questo settore, ma c'è la parte anche giardinaggio, florovivaismo, anche per coloro che non sono veramente esperti, ma che lo fanno per passione. Non mi dilungo perché le cose da vedere poi le potete vedere voi tranquillamente, però ecco, ci tengo molto a ribadire il fatto che la nostra fiera è stata chiusa solo quando è dovuto essere per legge, perché se no altrimenti ringrazio tutti per aver avuto il coraggio di fare degli eventi fieristici anche nei momenti più difficili, quando molti dicevano è meglio non farla. Invece siamo stati coesi, abbiamo fatto, l'ultima è stata appunto la MIG 2021, che è propedeutica a quella che sarà la grande MIG 2022. Mi dicono che io sono molto ottimista, ma è così, sarà così, una grande MIG 2022 per la fine di questo novembre. Anche per me penso che sia una giornata speciale, particolare, perché siamo riusciti a rivedere una fiera che è tra le più importanti e le storiche di Longarone Fiere. Siamo partiti con la mostra internazionale del gelato, che ormai ha superato i 60 anni, poi c'è stato Arredamont e poi è arrivata subito dopo Agrimont. E devo dire che in questi anni siamo riusciti sempre a farla crescere e nonostante la difficoltà legata alla pandemia e questi 2 anni di chiusura, oggi ci presentiamo di fronte con veramente il meglio che la produzione bellunese, trevigiana, veneta, ma anche da fuori dal Veneto, riesce a dare ad un settore che è trainante dell'economia del nostro territorio bellunese.
Quindi penso che per noi oggi sia una grande giornata di festa e mi auguro veramente che questa fiera, in queste giornate di apertura, possa essere una grandissima occasione per dare forza alle nostre aziende, perché questa è la finalità di Longarone Fiere, che è uno strumento per l'economia del territorio bellunese e veneto, e quindi abbiamo la fortuna di avere questi padiglioni, dobbiamo cercare di sfruttarli al meglio, e io ringrazio veramente il CDA e tutti i dipendenti di Longarone Fiere che, nonostante, ripeto, le grandi difficoltà, sono riusciti a mettere in piedi una fiera straordinaria. L'aggressività commerciale della fiera di Longarone per superare questa crisi, soprattutto anche in un momento di difficoltà come è la guerra in questo momento, che è una negatività che arriva oltre all'altra negatività, ma assieme riusciremo a battere anche queste cose. Noi ringraziamo, perché effettivamente ci vuole il coraggio e soprattutto un ringraziare soprattutto tutti gli espositori, perché sono l'anima della fiera e sono quelli che credono nella questa grande ripresa. Quindi complimenti, io non mi dilungo, vi ringrazio, sempre presente quando posso esserci, perché veramente siete un punto di riferimento per il nostro territorio e soprattutto per le nostre aziende che investono nella propria pubblicità e nel proprio lavoro per dare lavoro. Perché in momenti così delicati per la nostra economia le fiere, e la fiera di Longarone è fondamentale. Anche se va detto, l'agricoltura in montagna è in difficoltà da un po' di anni. Poi è arrivato il Covid, adesso, come si diceva, la guerra in Ucraina, dove purtroppo, lo diciamo subito, oltre a confermare la vicinanza al popolo ucraino, diciamo subito che purtroppo non basteranno le sanzioni, non basteranno le armi, quindi ci auguriamo tutto che scenda in campo l'arma della diplomazia, che permetta di tornare alla normalità e soprattutto alla nostra economia di ripartire. Dicevo, l'agricoltura è sotto attacco dall'Europa da parecchio tempo. Da parecchio tempo dobbiamo difendere, i colleghi lo sanno bene, io sono in Commissione Agricoltura e quindi sono sempre in prima linea per spiegare che l'agricoltura non è un danno per l'ambiente. Gli allevatori e gli agricoltori sono i primi che tutelano l'ambiente. Pensiamo alle nostre montagne, senza i nostri agricoltori e senza i nostri allevatori, cosa sarebbero? Detto questo, do alcune informazioni di servizio credo utili, visto che avete fatto un convegno sulla PAC. Giovedì scorso abbiamo incontrato il commissario europeo, lunedì ci sarà il consiglio di tutti i 27 ministri dell'agricoltura, ci sarà la commissione e mercoledì e giovedì ci sarà poi il dibattito in plenaria, dove ci sarà una risoluzione di tutta la plenaria, spero, dove indichiamo chiaramente che bisogna mettere più risorse per la nostra agricoltura, bisogna permettere di coltivare tutti i terreni, anche quelli a riposo, bisogna sostanzialmente mettere al centro la nostra agricoltura, perché servirà sicuramente l'indipendenza energetica, ma serve anche l'indipendenza agricola e dell'agroalimentare, perché lo abbiamo capito in questi momenti quanto complicato sia. Quindi è importante che l'Europa, il governo italiano, la Regione Veneto già lo fa, metta in primo piano l'agricoltura, perché è fondamentale per l'economia che crea, ma per tutto l'indotto che crea, e soprattutto senza agricoltura il Veneto non sarebbe il Veneto che è. Quando l'ho ricevuto sono stata veramente entusiasta, perché sì, è una fiera questa, però è una fiera, è una manifestazione che va oltre quelli che sono i confini regionali, e quindi a maggior ragione ho partecipato con entusiasmo e sono veramente felice. Un saluto per le autorità, alle istituzioni presenti, ma permettetemi un saluto particolare al Presidente Gianangelo Bellati, col quale ci lega un rapporto di amicizia e di collaborazione, essendo io in Commissione Regi, quindi fondi europei, per cui lui è un massimo conoscitore della materia e riusciamo a collaborare anche in tal senso. Come è stato detto, nel 2020 la fiera è stata sospesa, 2021 digitale, e finalmente ci troviamo qui oggi in presenza. E questo è nonostante la pandemia non sia ancora passata del tutto, e questo è già un segnale e una voglia di ripresa. La ripresa ricomincia, ma veniamo nuovamente colpiti da questa guerra Russia-Ucraina, che oltre a creare moltissime vittime,
creerà sicuramente delle ripercussioni economiche importanti per quello che riguarderanno le aziende che lavorano su quei territori e quelli che hanno rapporti diretti e indiretti con queste zone. Per cui a maggior ragione faccio i complimenti agli espositori di questa fiera che hanno avuto il coraggio, nonostante, lo sentiamo tutti, il caro energetico, la difficoltà a trovare le materie prime, la logistica, hanno voluto essere qui presenti e a quanto ho sentito molto numerosi. Quindi davvero complimenti agli espositori e anche ai visitatori, perché dimostrano che c'è una volontà di dare, di fare e di ripresa. Mara ha detto giustamente, il settore quindi agricoltura e zootecnia, due settori che in Europa non stanno vivendo un bel periodo, però noi con i colleghi affrontiamo continuamente le battaglie e con l'aiuto del territorio, delle categorie, del settore riusciamo anche a portare a casa dei risultati. Quindi io ritengo che queste fiere, queste manifestazioni, queste vetrine siano importanti soprattutto per riuscire a fare squadra, creare sinergia tra il territorio, i settori, per poi poter risolvere quei problemi che da soli si vedono come enormi e insormontabili, però assieme si possono affrontare. Quindi faccio ancora i complimenti agli espositori, ai visitatori, a chi ha fatto la fiera negli anni precedenti e chi ha ancora il coraggio e la volontà di farla attualmente. Attenti a questa fiera, la fiera di Longarone ha una peculiarità che è unica, è la fiera del territorio. Qualsiasi sia l'esposizione che viene portata avanti, è una fiera che sa richiamare gli abitanti della provincia di Belluno e non solo al suo interno, e Agrimont è forse la fiera che tra tutte ancora di più riesce a dare questa sinergia. Perché? Perché gli abitanti del territorio montano conoscono molto bene le difficoltà di vivere qui e conoscono molto bene la necessità di avere dimestichezza con i macchinari, ma anche di conoscere i prodotti. Io sono convinta che questa sinergia possa essere portata avanti per cercare di implementare la professionalità dei nostri rappresentanti, che sono qua tutti quanti esposti, e le richieste di un territorio che deve ritornare ad essere al centro del turismo e della produzione agricola, ma soprattutto di consumare i prodotti che noi realizziamo, che noi riusciamo a portare sulle tavole e sui negozi. Non solo, deve tornare nei ristoranti, deve ritornare negli alberghi, cioè deve essere il prodotto principale. Noi non possiamo pensare di avere approvvigionamenti che vengono dall'estero, l'hanno ben spiegato prima le nostre europarlamentari e Re. Non possiamo più dipendere dall'estero, ma non possiamo neanche dipendere da quelli che sono i costi del trasporto. Cioè, se noi abbiamo la possibilità del chilometro zero, perché non sfruttarlo? Perché non entrare in quest'ottica? Ecco, allora io mi auguro che questa fiera possa di giorno in giorno, di anno in anno, essere sempre più vicina al territorio, farli entrare proprio in collisione quasi, per stimolare i nostri produttori a proporre i prodotti nel territorio e i nostri consumatori, in tutte quante le loro varie sfaccettature, a utilizzare i prodotti del territorio. Quindi ringrazio di cuore Longarone Fiere, il Presidente e tutte quante le autorità presenti, perché è un simbolo, è un momento di importanza che sancisce la ripartenza. Dobbiamo cercare di essere tutti quanti uniti e di trovare la stessa strada, di tenere la barra dritta su tutte le cose che ci siamo detti anche questa mattina al convegno: sostegno economico, sostegno ambientale e vicinanza al territorio di montagna. Abbiamo pensato che si potesse smettere di produrre e comprare in un posto dove costava meno. Bene, sono bastati 3 giorni di guerra, 3, non è bastato 1 anno e mezzo di pandemia, ma sono bastati 3 giorni di guerra per mettere in crisi tutto un sistema. E allora ad oggi chi come noi riveste un ruolo, ma chi anche come gli imprenditori investe del suo e soffre del suo, quando la politica ha questi atteggiamenti poco lungimiranti, perché è inutile che noi ci nascondiamo dietro un dito. Se questo sistema vige da tanti anni, un po' di colpa ce l'avranno anche quelli come noi che si occupano di politica, ma soprattutto di agricoltura. E quindi è evidente che da oggi dobbiamo ricominciare a costruire e a ricostruire
quello che si è chiamato e si chiama settore primario, ma che forse per tanti anni abbiamo pensato che fosse una cosa da lasciare ai cartoni animati di Heidi oppure al film del ragazzo di campagna.